E niente, ero in macchina perché ero appena passato a prendere i fiori per la D'Urso. Mi sono fermato anche a bere un caffè, poi stavo aspettando i miei due amici fotografi per partire, quando squilla sto telefono, il sudore freddo, e mi dice, allora Fabio, tutto bene? Io dico, io sì, tutto bene. Lei, io sono qua nell'hangar, sono pronto per partire. Ah, meno male. Ok, d'accordo, allora partiamo, andiamo in Mediaset e quando siamo arrivati là ci siamo piazzati, poi abbiamo visto cominciare ad arrivare delle persone, ci siamo subito avvicinati per dire ragazzi, mi raccomando, adesso voi vedrete qualcosa, non comunicatelo in giro perché sennò la sorpresa a Valerio è finita. Che voleva E, dire, se vedete degli UFO non andate dalla CIA a denunciarli perché altrimenti il mistero viene risolto. vabbè, alle 11:30 puntualissimo, è arrivato proprio puntuale l'aereo, ha cominciato a girare lì sopra, abbiamo filmato tutto, allora in onda sono andati quei 10 secondi, comunque vabbè, è durato circa 10 minuti il, ehm, il giro dell'aereo, ho fatto 7-8 giri se non ricordo male intorno alla torre di Mediaset, abbiamo fatto tutti i filmati, abbiamo scattato molte foto, quindi la Duki mi ha dato l'autorizzazione, quindi se voi andate adesso sul sito www.invincibilearmatascano.com c'è un servizio di circa 120 foto. Detto le ragazze, Duchi chiama, tu devi chiamare. Io dicevo no ragazze, adesso ci saranno polemiche. Se nel caso in cui io prendo la linea e scelgono me, ci saranno polemiche, diranno ecco avete visto prima lo striscione, poi è venuta Duchi, è tutto programmato. Insomma io avevo questa paura, poi ho detto vabbè ma chi se ne frega. E ho provato, ho tentato ed è andato così. Poi la prossima volta sarà collegato qualcuno magari, ma io penso che è stato soltanto il fatto che ho chiamato da Belgrado, cioè niente di che. Si erano soltanto sorpresi per questo fatto, magari avevo questo vantaggio, cioè trasferitevi se volete essere collegati dalla D'Urso, trasferitevi. Non Pronto? Ciao! Ciao Pronto, Ale, ciao Vale. tutto Salve, bene? buongiorno a tutti innanzitutto. Eh, Grazie Vale, veramente. io sento malissimo, però quello che ti volevo dire è che noi, ribadisco, crediamo tutti in te, hai un talento immenso, continua a credere nel tuo sogno, perché sei bravissimo, il cantante, forse il Grazie. talento più grande che abbiamo sentito in questi ultimi anni. E niente, volevo soltanto dire anche che tutti i set che gli utenti, e non solo gli utenti, tutti i fan, ricoprono qualunque età, non hanno confini, perché il cuore, anche se i tori, se il cuore per Valerio batte su tutti i continenti. Che carina. Grazie. Ciao! Ciao Ciao piccola, Ale. grazie!
La macchina domani è da buttare. Sì, ma tu adesso stai al riparo, sei all'asciutto adesso? Io sto bagnata dalla testa ai piedi perché quando ho visto lui che si è bagnato ho detto no, io non posso stare con l'ombrello se lui si bagna e ci siamo fatti un po' tutto il bagno, diciamo.